Diciamo che Luca prima ha fatto un'affermazione pericolosa, importante, no? Sì, abbiamo trasformato, modificato quello che è stato l'approccio, no? Della pubblica amministrazione, dell'UIS verso i produttori. Però dobbiamo ricordarci, tu eri già esiliato, no? Ti avevano dato l'esilio, quindi 10 anni fa fare questi discorsi qua era stato pericoloso. Soprattutto in casa. Sì, abbiamo avuto la fortuna di 1. Avere i produttori dalla nostra parte, 2. Avere i sindaci, 3. Avere la regione, 4. Oggi abbiamo la fortuna di avere un direttore generale, qui porto i saluti, ecco inizio portando i saluti dell'ASL, del direttore generale Francesco Benazzi, che continuo a dire, oltre ad essere attento ai suoi cittadini, no, che deve curarli, è attento alla salute delle aziende. Il mandato che ha dato di noi è quello di accompagnare le aziende e di sostenerle. Non è poco, perché se hai chi ti sta sopra, no, che è contro, Luca, non sappiamo per cosa, invece oggi abbiamo difesa e quindi ecco che porteremo anche delle novità nel percorso che stiamo facendo, no? Cioè, questo è importante. Parte subito sulla prima slide, diciamo, io ringrazio i ringraziamenti all'amministrazione. Guadagnare 2019. Ok, si prova a aprire. Ecco, il microfono che fa. Allora, ringrazio l'amministrazione di Codognè, il sindaco uno rimane sindaco a vita quando fa il sindaco. Sì. E il sindaco, diciamo, attuale è Lisa Tonatella. Perché diciamo, in particolare questo ringraziamento lo sento proprio dal cuore, perché ho notato una passione che noi insomma, abbiamo per il territorio. Ho notato la passione dei sindaci e del sindaco Lisa, che tanto per dirla, la settimana scorsa, mezzanotte e mezza, non so dove fosse, mando un messaggio, la posso chiamare domani mattina perché dobbiamo organizzare. Oggi, insomma, tra un impegno e l'altro, mi chiama, cosa facciamo stasera, come organizziamo la serata. In prima persona, non per delega. Sì, quindi vuol dire che il sindaco vive in prima persona queste emozioni, questi eventi, e di questo noi siamo profondamente contenti. Allora, vai avanti, diciamo, no? Volevo dire così, ecco, le piccole produzioni locali sono un'opportunità, ma si basano su dei principi basilari, fondamentali, che è la qualità del prodotto. Ogni produttore esprime la sua qualità. Abbiamo 300 produttori di PL, saranno 300 prodotti diversi, ognuno ha il suo. La territorialità, a Codognè si produce la mela cotogna, si trasforma la mela cotogna, cioè il produttore trasforma quello che produce. La semplificazione l'avete sentita prima da Luca Buffon, non ci sono problemi di carte e soprattutto l'ASL vi accompagna, vi dà le soluzioni. La sicurezza alimentare, 10 anni, 12 anni di storia non è mai successo un caso di tossificazione alimentare, non è poco, perché comunque tossificazioni accadono soprattutto sui prodotti a base di carne. L'agricoltura sostenibile, se ne parla tanto, chi meglio del piccolo produttore può agganciarsi ad entrare in questo percorso. Allora, la faccio molto semplice, vai pure avanti, prossimo 3 slide. Diceva che abbiamo fatto dal 2008 6 delibere regionali per ampliare il paniere. Quest'anno i produttori sono andati a Benitali, l'esterno del Benitali, comunque hanno partecipato, hanno dimostrato di esserci, e la Regione Veneto li porterà al Benitali 2020. La Regione Veneto ha il piacere di avere i produttori di PL al Benitali, non è da poco, cioè vuol dire, abbiamo tutto un sistema che spinge, che vi vuole portare avanti. L'anno scorso eravamo in questa sede, in questa sala, e io praticamente, se ben ricordo, c'era anche Manzato? No? Sì, diciamo che mi hanno spinto a parlare della proposta, di legge, non riuscivo a capire dove volesse andare, no?
e il senatore Vallardi praticamente ha preso il progetto regionale e lo ha portato a livello nazionale, per dire anche di cosa. Questo per noi è un fatto molto importante. Noi ci siamo, come dire, scontrati a livello nostro, casalingo, regionale, sulle deroghe. Possiamo realizzare il laboratorio sottoterra, ma contrasta con la circolare 13, contrasta con la legge 81 sulla sicurezza. E lì alla fine abbiamo resistito perché hanno capito che siamo proprio di coccio sì, però abbiamo avuto, quando esterrammo a livello regionale con tutti i colleghi medici del SIA, questi discorsi si trattano fuori ogni volta e quindi anche una disomogeneità di comportamento tra Treviso, Padova, Verona, Vicenza, eccetera, no? Perché? Perché c'era sempre comunque una circolare di mezzo. Una legge nazionale vuol dire che legge è legge per tutti. Un altro fattore importante, noi abbiamo che le PPL si possono vendere nelle province e province con termini. Siccome diventa legge nazionale, tutte le regioni avranno i loro prodotti, il pomodoro e la Puglia, e quindi questo ambito, diciamo, possibilità di commercializzare i prodotti PPL sarà ancora più ampio. Vuol dire che dobbiamo piantare sicuramente più medico Togni. E di questo sono profondamente convinto. Siamo partiti con 4 soppresse, con 2 polli e siamo arrivati ad avere un numero di prodotti che oggi penso che arrivi intorno ai 30 milioni di prodotto. Penso di averlo presentato l'anno scorso. Allora, diciamo, le PPL hanno insegnato a semplificare. E allora abbiamo semplificato anche le 8.500 microimprese alimentari della provincia di Treviso, vuol dire il bar, la trattoria, il ristorante. Noi abbiamo bisogno come produttori anche di chi consuma il prodotto. E nell'ambito della semplificazione abbiamo voluto anche manifestare come ASL, ecco quindi il ruolo della direzione generale del dottor Venazzi, che lì è il suo luogo, è la sua faccia questa qua, no? Io ci sono. L'ULS è partner con i propri operatori per la salute e l'igiene. Bene, questo lo stiamo mettendo nei bar, nei ristoranti. Eccoli, sono l'altro ieri, la settimana scorsa, Bobo e Francesco Fachin mi hanno mandato il primo logo, la prima vetrofania, cioè da mettere sulla porta, diciamo, all'ingresso. Questo ha un profondo significato, vuol dire che uno è consumatore, diciamo che i prodotti sono strasicuri, c'è l'ASA che controlla. 2 è l'ASA che accompagna, cioè l'ASA non è qualcosa di astratto che arriva solo a rompere le scatole, l'ASA c'è. Gli eventuali altri organi di controllo, NAS, forestali e quant'altro, quando arrivano da voi, vedono che c'è l'ASA, se c'è un problema chiamano l'ASA. Questo ha un valore molto profondo, ma questo lo chiamano anche PPL, assieme a quel logo PPL che diventerà il logo ufficiale nazionale e con una forchetta che sa indicare la qualità e la sicurezza del prodotto. Vi diamo anche questo, cioè voi nella vostra azienda potete mettere anche questa, come dire, no? Cioè lui sarete dalla vostra parte e non costa niente. Questo qui lunedì scorso abbiamo firmato l'accordo con Alstom, sono 4.000 imprese, per fare quello che vi ho detto, per arrivare a semplificazione a tutto tondo e riconoscimento attraverso il logo. Andando avanti, vediamo le ultime. Ecco, le prossime tappe del progetto PPL. Faremo un consorzio, dobbiamo farlo, entro fine anno faremo il consorzio dei produttori PPL a livello veneto. Abbiamo 1 migliaio di produttori che vanno anche all'Italy, dobbiamo metterli, diciamo, assieme. La finalità del consorzio non è di creare carrozzoni, ma di creare un organismo molto molto leggero, anche perché avete visto le delibere che abbiamo scritto in maniera completa, sono quasi di disciplinare di produzione, cioè il produttore non deve fare niente. Nuova delibera PPL, ne stiamo parlando, ma adesso dobbiamo farla, entro fine anno io vorrei portarla. Per cosa? Aggiungere. Qui l'anno scorso in questa sala si è parlato del vinto. Io mi sono sentito un po' in disagio perché sì, non sono forte nella materia, sì, qualcuno sì, e non sapevo neanche dire
la gravità della cosa, il Clinto è tossico, è meno tossico, eccetera. Insomma, ci siamo informati, è solo una questione commerciale, perché mi ha spiegato che non deriva dalla vitis vinifera, cioè non è un incrocio, non è una vitis vinifera, cioè no, quindi non può essere definito vino, ma noi lo definiremo Clinto PPL. Il senatore Vallardi mi ha monitorato durante l'anno, minimo 10 telefonate sicuramente, per dire che lo stato di avanzamento del Clinto è buono. sì. Quindi abbiamo un impegno, non possiamo dire di no, e quindi diciamo faremo la nuova delibera per inserire il Clinto. Ho scoperto che c'è la confraternita del Clinto, parte da Verona, arriva fino qua, non so quanti siano gli associati, sono tanti. Anche lì ho visto una passione, cioè una cosa che per me era estremamente nuova. La revisione dei prodotti non della tradizione, qua ogni tanto sbagliamo, no? Non sbagliamo, no, siamo noi. Allora va bene, cambiamo. Le PPL devono essere prodotti della tradizione. Se mettiamo di qualche prodotto nuovo, lasciamo perdere e togliamo via subito. Prodotti PPL con finalità sociali. Io non sapevo che Don Roberto ci fosse stasera, ma ci siamo trovati un giorno a Vittorio Veneto, abbiamo mangiato anche bene per l'esperienza, no? A mezzogiorno, e mi ha parlato del suo progetto. Come nella precedente delibera abbiamo inserito gli istituti di cui parlavi, gli intervieri, inseriremo questa novità della possibilità di produrre prodotti PPL con finalità sociali come ne parlava prima Don Roberto. Poi troviamo il modo di scrivere le cose. Avanti. Pensavo che fosse diverso, che fosse buono, fatto diverso. Invece, quindi se facciamo un bel, come dire, corso assieme, insomma, percorso assieme, che sono finiti i prodotti PPL, oggi sono finiti, se aumentate le produzioni saranno finite, se facciamo un lavoro con i ristoratori, con chi poi consuma il prodotto, veramente a Colognè bisogna piantare tante mele cotogne. Dico magari Alberto lì in fondo che ho visto che ha iniziato, il mercato c'è, il mercato lo facciamo. Parlavo ieri con uno che fa 3 mercati al giorno, 3 scarabei al giorno, lui dice non è un problema di prezzo, io ho bisogno del prodotto che sia diverso, perché con quel prodotto diverso accontento la clientela, magari vendo anche il prodotto che costa poco, ho bisogno di quel prodotto per dare un servizio al cliente. Quindi fatemi conoscere, vi dicevo, fatemi conoscere produttori che abbiano un prodotto che sia buono, che sia diverso dal prodotto commerciale. Direi che partiamo oggi, è il secondo anno a Colognè, il prossimo anno torniamo con la nuova delibera e Colognè sicuramente vedo che riesce a esprimere anche, come dire, richieste. Noi abbiamo bisogno, siamo contenti di fare una delibera ogni anno inserendo le richieste che arriveranno dal territorio, e questa mi sembra una piazza, è una piazza veramente interessante per questo. Grazie. Allora, abbiamo sentito parlare molto spesso in questi interventi di Regione Veneto e anche di Senato. Qui abbiamo il piacere di avere il senatore Vallardi e chiederei a lui un aggiornamento su a che punto è la bozza di legge regionale e poi nazionale in merito al PPL. Grazie, buonasera, grazie per l'invito, grazie al sindaco di Rosella, ma al sindaco ci conosciamo dalla vita, quindi ciao Roberto. Grazie per l'invito. Io ho sentito parlare di squadra, spero che in questa squadra possa entrare anch'io, quindi mi rivolgo a Luca Buffoni, a Stefano De Lui, che tra l'altro posso, più che dottori del lusso, ormai ci consideriamo amici, spero perché ho avuto il piacere di attingere da loro quelle conoscenze magari prettamente scientifiche che magari non tutti i politici compreso hanno, e quindi in quest'ottica si è vista la squadra. Il disegno di legge è partito dalla Regione Veneto, quindi ricordo Regione Veneto, governatore Luca Zaia, se ci sono le PPL oggi in Veneto e anche a livello nazionale bisogna ricordare che
un applauso penso che il moderatore del Casai non sarebbe male farlo, perché si sta sempre bene e non è incomoda. Le piccole produzioni locali sicuramente un grande valore aggiunto per il nostro territorio. Prima si parlava e vedevo con piacere tutte le peculiarità delle piccole produzioni locali, e mi è piaciuto quel passaggio dove da quando sono iniziate le PPL non c'è stato mai nessun tipo di incidente dal punto di vista igienico-sanitario. Quando a suo tempo, ormai un anno fa, racconto un attimo di storia, ma la racconto con piacere perché magari poi dalla storia si capisce anche quello che succede in quel di Roma, perché a volte sembra distante ma magari anche più vicina di quello che si pensa. Quando si è iniziato a parlare di questa legge, ho chiamato in Commissione Agricoltura chi sapeva fare le PPL, giusto? E devo dire che con entusiasmo si è iniziato a raccontare tutte le peculiarità e i punti di forza, i pregi di questa legge, no? E il punto di forza di questa legge è sicuramente un prodotto salubre, ma lo è sicuramente un prodotto salubre perché poi chi andrà a fare, chi fa, e sono già tanti, ho sentito con piacere 300 in Veneto, 300 in provincia di Treviso, 1000 in Veneto, e si sta ampliando sempre più. Ricordiamo, non so se l'avete già detto, ma anche in Friuli probabilmente è già stato detto, si sta espandendo un po' a macchia d'olio, ma noi non stiamo facendo niente di più di quello che facevano i nostri padri a casa, i nostri nonni, che ci davano da mangiare cibo sano, perché se siamo diventati grandi, e qualcuno vorrebbe iniziare a diventare anche grosso, nel senso che è perché abbiamo continuato a mangiare quello che sapevano fare sicuramente bene i nostri nonni e i nostri genitori. Chiaro che era una conoscenza enorme, perché poi alla fine è giusto allargare anche il ragionamento, non solo Veneto, non solo Friuli, ma tutto l'Italia, il bel paese, ne abbiamo oltre 800 da IGP, DOP, siamo conosciuti in tutto il mondo, e ogni regione ha la sua capacità, la sua specificità, e ogni regione sa far bene da mangiare. Chiaro che quando prima si parlava di squadra, dobbiamo continuare a fare squadra, bellissima quella iniziativa del consorzio, perché soprattutto l'unione fa la forza, la squadra che vince è quella che è unita, che è coesa. Noi abbiamo la fortuna di avere la regione che sicuramente fa da cappello in tutto questo, ci guida. Oggi avremo una legge nazionale, perché poi alla fine ci si scontrava contro quei piccoli problemi, ma che poi dal punto di vista dell'attuazione, perché poi quando si parla di carte, anch'io ho fatto il sindaco, i problemi a volte qualcuno ci aiuta a superarli quando ci sono delle persone, e qui vorrei, perché quei due dottori, ce ne sono tre, ma poi ci conosceremo meglio, Luca Buffon, dottor Stefano Di Lui, comunque fanno parte anche loro dello squadra, ce ne sono tanti altri, ma sono state delle persone illuminate che se c'era un problema cercavano di risolverlo. Vi assicuro che non è sempre così in tutta, anche in Veneto e sicuramente non in tutta Italia. Ci sono delle persone anche all'interno della pubblica amministrazione che spesso e volentieri se c'è un problema lo complicano, no? Quindi la legge nazionale, che è anche la legge che ha preso spunto comunque dalla legge regionale, ha fatto sì che la funzione dell'ULSS sia passata da controllo repressiva, a controllo formativa. Cioè oggi l'USL, nel momento in cui, e vedo sempre più spesso i giovani che si avvicinano alle PPL facendo delle specie di start-up, e anche questo è un fatto che dobbiamo tenere fortemente in considerazione, perché i nostri giovani hanno sempre più bisogno di opportunità. Oggi trovano in quella che è la funzione dell'USL un amico che ti prende per mano e ti accompagna in quello che è un po' un casino, si può dire, un casino della normativa dal punto di vista delle varie autorizzazioni che poi servono per portare a compimento le piccole produzioni locali. Si trova sicuramente degli amici, ed è questo che ha ispirato la legge nazionale che ha uniformato finalmente e ha permesso di livellare tutti quelli che erano degli incidenti di percorso. Oggi sono ben chiari, ben definiti, il percorso è sicuro. È stata una legge che anche grazie al nostro apporto ha trovato, devo dire, una condivisione, tanto che è stata approvata esattamente un mese fa,
all'unanimità